Bentrovati amici a Sicilia 24 Focus. In questo periodo i nostri produttori sono impegnati nella raccolta del grano, ma contemporaneamente nei nostri porti arrivano grandi quantitativi di prodotto che importiamo dall'estero. Il risultato è che crolla il prezzo ed è una concorrenza inevitabile con i nostri produttori. Dall'altro lato, possiamo fidarci del grano che proviene da altri paesi che non siano la Sicilia o l'Italia? Ci sono ovviamente dei controlli. Dal punto di vista dei consumatori, quali sono le garanzie che tutto sia a posto, che non ci siano problemi? Non solo, è un momento in cui vanno fortissimo, almeno in certe nicchie di consumatori, i grani antichi. Sappiamo che consumare pane o pasta realizzati con dei grani che si producono proprio in Sicilia sono dei prodotti che costano di più, ma ci dicono i nutrizionisti che hanno anche delle qualità superiori. Verificheremo con i nostri esperti se tutto questo corrisponde al vero e qual è la situazione. Vi presento subito il dottor Francesco Ferreri, che da poco è stato riconfermato presidente di Coldiretti Sicilia, la più grossa organizzazione che si occupa appunto di agroalimentare. E collegati con noi c'è il dottor Luca Ferlito, che è il responsabile del nucleo operativo regionale agroalimentare. Ben trovato, dottor Ferlito. Io inizierei proprio col dottor Ferreri. Cosa sta accadendo nei nostri porti? Arriva questo grano dall'estero, i nostri produttori però si lamentano perché è una concorrenza. Che risultati produce tutto questo? Intanto buon pomeriggio a tutti. Registriamo ogni anno in determinati periodi abbastanza strani, periodi appunto della trebbia, come diceva lei, quindi la raccolta dei cereali, arrivi di grandi quantitativi di grano da parte di altri paesi. Questo ovviamente è una denuncia che facciamo rispetto a quello che poi succede sul mercato, perché automaticamente, avendo grandi quantità che arrivano dall'estero, il grano che produciamo in Sicilia ovviamente crolla di mercato, ma non crolla il prezzo ovviamente del pane che andiamo a comprare, anzi nell'ultimo periodo c'è stato un aumento notevole per il pane e per la pasta, ma non di quello che è il prodotto con cui si va a realizzare appunto il grano. In un anno molto complicato dal punto di vista climatico, ma soprattutto in un anno molto complicato per gli agricoltori, perché i costi di produzione sono aumentati, perché sono aumentate tutte quelle materie prime che ovviamente servono per andare alla produzione. Sicuramente il grano che facciamo noi in Italia, ma perché l'Italia dal punto di vista agricolo si è data delle regole, delle regole che sono molto restrittive. Infatti la produzione italiana dal punto di vista sicuramente sanitario è la migliore, la più pulita, quella che fa sicuramente molto meno male. Quello che chiediamo è automaticamente che ci siano ovviamente dei controlli, ma devo registrare che la regione siciliana negli ultimi mesi ha intensificato in maniera veramente molto forte i controlli sulle navi, e dall'altra parte che il grano che proviene da altri paesi ovviamente deve avere una certa reciprocità, perché deve essere coltivato nelle identiche maniere con cui lo andiamo a coltivare noi, per avere delle regole di mercato che siano quantomeno uguali. Poi, parlando di grano, sicuramente in Sicilia abbiamo delle tradizioni, abbiamo delle varietà che sono autoctone e sicuramente sono di grandissimo valore. Questo ovviamente grazie ai produttori che ancora oggi, con tutte le difficoltà, continuano a produrre e continuano a produrre grande qualità, sicuri che sicuramente la società civile li andrà ad apprezzare. Dottor Ferlito, la chiamo subito in causa perché lei è il responsabile del nucleo operativo regionale agroalimentare ed è proprio una delle persone che effettua questi controlli quando arrivano dei prodotti dall'estero. Non sentiamo il dottor Ferlito, evidentemente ha escluso l'audio dal suo cellulare o dal dispositivo col quale si sta collegando con noi. Ma devo dire che comunque noi qualche settimana fa abbiamo fatto un sit-in davanti
ai porti per ovviamente denunciare questa situazione. Nello specifico il porto di Pozzallo ormai è diventato una specie di hub per tutte le importazioni di grano, e devo dire che il nucleo della regione che va a fare i controlli era già sul posto, che aveva fatto i primi prelievi per garantire che ovviamente quantomeno quello che arrivasse fosse un prodotto che si potesse utilizzare, perché non dimentichiamoci che da questo punto di vista noi corriamo anche seri danni rivolti appunto alla nostra salute, quindi su questo bisogna stare molto attenti. Siamo sempre stati dei grandi produttori, io dico sempre che negli ultimi anni si sono registrate delle malattie che prima non conoscevamo, che probabilmente sono derivate da quello che abbiamo mangiato per tantissimi anni. Sicuramente il lavoro fatto dagli agricoltori, e devo dire anche il grande lavoro che ha fatto Coldiretti nel sensibilizzare la società a comprare prodotti a chilometro zero, prodotti biologici, prodotti di buona qualità, ha aumentato questa sensibilità, ma vogliamo essere sicuri che chi va a comprare del pane, chi va a comprare della pasta abbia la certezza che quello che compra provenga da queste qualità. Sulla pasta ci siamo riusciti perché dal 2018 abbiamo portato avanti questa legge dove c'è l'indicazione esatta della provenienza del grano. Ovviamente è una cosa che bisognerebbe rapportare a tutti i prodotti che andiamo a consumare. Certo, un po' più complicato credo che sia per quanto riguarda il pane, perché ci sono tanti panificatori e quindi dovrebbero a loro volta specificare dove hanno acquistato la farina o il grano. Guardi, noi abbiamo fatto una richiesta. Non so se il dottore Ferlito ci sente adesso e può intervenire, perché sarebbe interessante. Niente, effetto pesce, sarebbe interessante capire nel dettaglio che tipo di controlli Guardi, noi abbiamo effettuati. fatto una richiesta ai prefetti che abbiamo incontrato in quell'occasione, li stiamo incontrando in tutta la Sicilia, abbiamo fatto una richiesta anche al governo regionale affinché si faccia portavoce col governo nazionale per poter attivare dei sistemi di controllo che garantiscano comunque, che possano dare una garanzia di tracciabilità sul prodotto. Probabilmente partendo dal DNA oggi abbiamo tantissime soluzioni scientifiche che possono darci proprio la certezza della provenienza della farina o in alcuni casi appunto anche del grano. Viene molto demonizzato il grano che viene dal Canada perché è essiccato col glifosato e pare che questo prodotto faccia male, addirittura alcuni dicono che possa causare la celiachia, che è in grandissimo aumento. Guardi, da questo non so se ci sono delle ricerche scientifiche che possono corroborare questo, quanto abbiamo detto. Guardi, però, da questo punto di vista io penso che la cosa migliore poi sia sempre quello che chi va a comprare abbia la garanzia di quello che sta comprando. Sicuramente in alcuni paesi sono ammesse delle pratiche che nel nostro paese non sono ammesse anche da 40 anni e più, ma perché, come abbiamo detto, abbiamo grande sensibilità al cibo. Allora perché lo facciamo arrivare se le pratiche non sono uguali? Perché lo facciamo arrivare? Perché ovviamente può essere più vantaggioso da un punto di vista ma chi ci guadagna economico in tutto produrre. Questo? Perché il consumatore non di certo, perché abbiamo detto poco fa che purtroppo malgrado queste grosse quantità di grano che vengono dall'estero e che quindi abbattono i costi ma ai produttori locali, poi alla fine il consumatore non ne beneficia. Perché? Allora, il consumatore oggi, per quanto riguarda la pasta, come dicevo prima, ha delle garanzie. Basta andare a guardare l'etichetta e vedere dove è la provenienza. Certo, ovviamente già si fa un'idea. Sicuramente avere paesi che rispetto al nostro hanno superfici superiori e hanno delle pratiche agronomiche che noi non possiamo utilizzare, ma perché ci siamo dati delle regole che sono orientate al benessere dell'individuo. Quindi sicuramente da questo punto di vista abbiamo questa differenza. Io penso che sia importante che se ci sia un'importazione di prodotti che poi vanno a raccontare quello che è il Made in Italy, che ha un nostro grandissimo valore in Italia e nell'estero, ci sia la garanzia che il prodotto principe, il prodotto principale con cui si fa quella produzione sia italiano, perché Made in Italy vuol dire prodotto in Italia, non vuol dire trasformato in Italia. Sì, esatto, proprio questo. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui tra pochissimo. Se volete potete inviare delle domande al numero 342 7455 005 con un messaggio e cercheremo ovviamente di rispondere.
Eccoci qui, stiamo parlando di produzione di grano e delle grandi importazioni di grano che avvengono dall'estero e dei controlli che vengono effettuati nei nostri porti per dare un minimo di garanzia ai consumatori. Consumatori che però non riescono mai a sapere, per quanto riguarda la pasta stiamo dicendo sì, possono sapere se quel prodotto è stato realizzato con del grano italiano. Anche per altri prodotti, per il latte vedo che spesso la provenienza è indicata. Sì, su tantissimi prodotti ormai c'è l'obbligo, ma perché diciamo era importantissimo fare veramente grande chiarezza con i consumatori. Quello che non va ovviamente sottovalutato è che facciamo gli agricoltori, noi facciamo tutte le nostre attività sotto il cielo e, come dico ogni tanto io, c'ho un partner che ha più del 50% della mia azienda, che è il Padre Eterno, che non sempre ovviamente mi manda delle situazioni climatiche perfette e quindi va a inficiare su quello che è la produzione e in alcuni casi ovviamente sui costi. Quello che è importante è che chi vada a comprare del prodotto abbia la garanzia di quello che sta comprando, ma immagino che chiunque abbia una famiglia, abbia un figlio, da questo punto di vista sia molto sensibile a quello che andiamo a mangiare, anche perché è corretto dire che siamo quello che mangiamo ed è fondamentale. Stiamo facendo una grande battaglia riguardo ai cibi sintetici anche in relazione a questo, perché ovviamente mangiare dei cibi di provenienza diversa rispetto a quelli che abbiamo sempre mangiato, quelli che ha sempre mangiato l'essere umano da quando è venuto al mondo, è fondamentale perché la specie ovviamente si mantenga. C'è un produttore che ha mandato un messaggio lunghissimo, cerco un po' di sintetizzarlo. Intanto dice dei costi di produzione che sono aumentati tantissimo, parla di concimi che da 34 euro sono saliti a 115 euro al quintale, il gasolio da 0,50 adesso... Ma le do un dato che secondo me è molto indicativo. Noi l'anno scorso vendevamo il grano a circa 50 centesimi al chilo, quest'anno siamo a 30 centesimi al chilo, avendo avuto rispetto all'anno scorso un aumento di costi di produzione che probabilmente è quasi raddoppiato. Quindi la situazione da parte degli agricoltori è veramente drammatica e quello che mi preoccupa è che ovviamente rischiamo di perdere superficie. Rischiare di perdere superficie agricola è fondamentale non solo per l'agricoltura stessa, ma anche per il paesaggio che ci circonda. Non dobbiamo dimenticarci che comunque l'agricoltura, il prodotto alimentare esportato è il nostro più grande ambasciatore. Chi viene qua e trova un ambiente diverso rispetto a quello che si aspetta probabilmente va a fare un problema sicuramente al comparto agroalimentare, ma soprattutto a quello che è il comparto dei servizi, che insieme all'agroalimentare rappresenta la prima voce del PIL regionale. Esatto, a scriverci in realtà è Sabrina che ci dice: agite sulle politiche agricole comunitarie. Sì, ovviamente sulle politiche agricole comunitarie si sta agendo, si è agito, abbiamo una nuova politica agricola comunitaria che è stata approvata da poco, che sicuramente per alcuni punti darà grande visibilità a tutto quello che è la parte ambientale. Infatti oggi pratiche rivolte appunto a tutelare il paesaggio e tutelare l'ambiente sono più premianti rispetto alle altre. Ecco, ma io andrei subito dal dottor Ferlito, responsabile del nucleo operativo regionale dell'agroalimentare, proprio per parlare di controlli. Abbiamo detto che sul grano prodotto in Sicilia o comunque in Italia abbiamo delle garanzie per come viene coltivato e raccolto. Per quanto riguarda invece non solo il grano ma tutti i prodotti che vengono dall'estero, proprio voi, il suo reparto, ha il compito di controllare, di fare delle verifiche? Sì, assolutamente. Intanto saluto il presidente di Coldiretti Sicilia. Diciamo che questi controlli noi li facciamo da circa 10 anni. Vorrei ricordare a tutti che nel 2018 abbiamo evitato che un carico di 4.000 tonnellate di grano proveniente dalla Russia sbarcasse al porto di Pozzallo ed era diretto a un mulino della Sicilia. Questo grano era talmente ammalorato che grazie a un'azione congiunta nostra con l'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione Frodi e la Sanità Marittima in particolare,
diciamo, il rapporto di collaborazione sui controlli ci ha portato ad evitare che questo grano venisse sbarcato qui in Sicilia, e quindi la nave dopo un mese che era in rada è ripartita senza scaricare questo grano, che era visibilmente ammalorato, con vistosissime chiazze di muffa sulla superficie. Quindi dei risultati in passato li abbiamo ottenuti. Poi c'è stato il periodo del Covid, il periodo della guerra, il prezzo del grano, lo sa perfettamente il Presidente di Coldiretti, è salito l'anno scorso a cifre veramente inaspettate, ottimo per gli agricoltori siciliani. Quest'anno, come ben ha detto il Presidente Coldiretti, proprio nel momento della mietitura sono arrivate ben 5 navi cariche di grano come dall'estero. se ci fosse proprio una regia, nel momento in cui ancora prima che i produttori possano vendere il loro grano, arrivano dall'estero. È una commodity, è quotata in borsa. Quindi nel momento in cui gli agricoltori siciliani si adoperano per la mietitura e per la raccolta del grano, in Sicilia sono arrivate circa 14.000 tonnellate di grano dall'estero. È chiaro che il prezzo... Ma ci si può fidare, perché appunto il nostro telespettatore dice: io da consumatore preferirei utilizzare prodotti locali, se nei panifici fossero esposti i dati della provenienza tutto sarebbe molto più semplice. Ecco, ci si può fidare di questi prodotti che arrivano dall'estero? Ci sono dei controlli dal punto di vista chimico? Lei ha parlato di un grano che visibilmente non andava bene. Sarà sottoscritto a giorni, lo posso dare come anteprima, un protocollo di intesa fra assessorato agricoltura, assessorato del territorio e ambiente, e quindi nella sua articolazione del corpo forestale, e l'ispettorato centrale per la qualità e le repressioni frodi agroalimentari, che è un organismo del Ministero dell'Agricoltura, del MASAF. Noi andremo a fare i controlli, i prelievi insieme agli ispettori fitosanitari, preleveremo dei campioni che saranno saranno dati ai laboratori dell'ICQRF, che provvederanno a fare poi le analisi multiresiduali per conoscere e verificare la qualità del grano. È ovvio che l'importazione non si può bloccare perché c'è un mercato di libera concorrenza, eccetera, però l'unico argine che noi possiamo mettere è proprio quello della qualità. Dobbiamo, come dire, pretendere che siano prodotti che si possono tranquillamente utilizzare, che abbiano determinate caratteristiche e che siano sereni, ecco, per quanto riguarda i consumatori. Sicuramente è importantissimo dare la garanzia al consumatore. Noi sappiamo che in Italia non riusciamo a produrre il fabbisogno che abbiamo nazionale, in più abbiamo ovviamente una parte di esportazione. È incredibile che in questo momento ovviamente ci sia un abbassamento del prezzo così forte in un momento così importante. Io però devo ringraziare Luca Ferlito e soprattutto la Regione, che da questo punto di vista si è subito attivata con controlli veramente super precisi e super attenti, ma immagino che da quando si firmerà il protocollo con l'ICQRF e con tutti gli organi preposti, ovviamente questi controlli garantiranno ancora di più il consumatore, e che questo sistema virtuoso provenga dalla Sicilia mi può solamente che riempire di orgoglio in quanto siciliano. Questo è bellissimo, perché la nostra isola può fare da apripista, diciamo, però un nostro telespettatore ci dice: perché i panifici, i bar e altri non espongono né prezzi né etichette circa le farine e gli ingredienti utilizzati per la produzione a garanzia del consumatore? Diversamente al nord Italia, invece, a quanto dice questo nostro telespettatore, a quanto pare si fa. Vabbè, su questo sicuramente il dottor Frido ci può rispondere da tecnico, però in teoria sono obbligati. Guardate, sono noi, obbligati, lo sa allora ci vogliono più controlli. Con cui ci confrontiamo sempre. Noi facciamo i controlli nei panifici, facciamo i controlli anche nei mulini di trasformazione, quindi verifichiamo tutta la filiera sulla tracciabilità dei prodotti. I panifici non c'è dubbio che devono mettere devono esporre gli ingredienti e da dove viene anche l'origine quindi è legge, farine. si deve fare. Certo. È legge, lo devono fare. E allora il consumatore può segnalare questo? Se c'è un panificio, un bar inadempiente, il consumatore, il cliente, se volesse fare una segnalazione, a chi deve farla?
Ma la può fare al Dipartimento dell'Agricoltura, la può fare a noi, al NORAS del Corpo Forestale, siamo sul sito del Corpo Forestale, la può fare all'ICQRF, diciamo. Anche all'ASP? No, non c'entra niente l'ASP. Prego? No, chiedevo se anche l'ASP poteva essere coinvolta, non credo proprio, perché Diciamo, l'ASP noi fa spesso altro tipo lavoriamo di con controllo. l'ASP, cioè, ha degli aspetti, anche l'ASP, degli aspetti di competenza, purtroppo le competenze sono trasversali, ecco perché spesso noi lavoriamo insieme all'ASP, all'ICQRF e al Dipartimento di Agricoltura, nella fattispecie con gli ispettori fitosanitari che fanno, vorrei ricordarlo, la prima verifica visiva la fanno subito gli ispettori fitosanitari, e poi prendiamo i campioni e li portiamo ai laboratori dell'ICQRF. Quindi diciamo il grano è controllato, però io posso dire che meno quella nave che abbiamo rimandato, che abbiamo impedito lo scarico nel 2018, tutte le altre analisi che abbiamo fatto, i parametri erano tutti sotto soglia, quindi erano consentiti dalla legge. Quindi diciamo da questo punto di vista... Diciamo che dobbiamo sensibilizzare ovviamente a leggere le etichette, a mettere le etichette. Oltre a quello che diceva il dottore Ferrito, c'è anche un nucleo dei carabinieri che ha questa competenza nel controllare se tutti i prodotti all'interno di ristoranti, all'interno di aziende che ovviamente producono del cibo abbiano quelle caratteristiche. Se io scrivo pistacchio di Bronte e poi non ho pistacchio di Bronte, ovviamente diventa un problema. Questo parliamo di una nicchia, se poi allarghiamo ovviamente alle farine diventa ancora più complesso, ma sicuramente la sensibilità da parte della società civile, delle persone che vanno a acquistare il prodotto diventa strategico, perché si possa innescare un sistema virtuoso per poi far ricadere qualche centesimo in più nelle tasche degli agricoltori. 6 euro al chilo il pane, 30 centesimi il grano. Diciamo che la forbice forse è un po' troppo ampia. Esatto, infatti dei nostri telespettatori ci stanno continuando a scrivere dicendo ma il pane costa troppo al chilo, quindi bisogna anche cercare di effettuare delle strategie per far abbassare il costo del pane. Poi quando succedono queste cose purtroppo la parte che viene sempre più schiacciata è l'agricoltore, che poi soffre ovviamente di tutto questo. Io penso che la soluzione migliore sia leggi chiare, controlli sulle leggi chiare, e poi che ognuno ovviamente in coscienza sua nelle sue possibilità vada a fare delle scelte sul mercato. Certo, ma invece questa produzione di grani antichi che sta andando piuttosto bene in Sicilia, ecco, ci sarà un'espansione, potrebbe essere quella, come dire... Guardi, sicuramente quella fa parte di una nicchia di mercato molto interessante. Parliamo di grani che sono stati coltivati in Sicilia, ma in altre parti d'Italia da tantissimi anni. Poi negli anni sono state un po' modificate perché si è preferito utilizzare delle varietà che fossero un po' più resistenti, che avessero un po' meno di problematiche. Oggi si sta tornando indietro, ma si sta tornando indietro sul grano, si sta tornando indietro anche sugli ortaggi. Mi confrontavo qualche giorno fa con dei produttori di pomodoro appunto della zona di Siracusa-Ragusa, che mi dicevano stiamo tornando alle vecchie varietà perché oggi rispetto a alcune patologie abbiamo scoperto che sono molto più resistenti. Più resistenti. Quindi probabilmente lavorare su quella che è la tradizione premia sempre, ma soprattutto premia in quantità, in qualità. Il nostro paese non è un paese adatto a fare quantità, ma ha una grandissima vocazione a fare qualità. Non si spiegherebbero tante dominazioni che sono venute in Sicilia, che ci hanno portato arte, cultura, storia, certo, e di contro si sono portati la nostra agricoltura. Arriva un altro consiglio: non sarebbe sufficiente quotare il grano duro o tenero come italiano per differenziarlo da grani esteri di importazione? Guardi, il prezzo del grano viene stabilito su base, diciamo, su quelle che sono le basi commerciali Foggia, se non sbaglio, per quanto riguarda quello siciliano. Ovviamente quotare il grano italiano diventa un po' più complicato. Sicuramente quello che è importante è
capire, essere sicuri che quello che sto acquistando è un grano italiano. Posso anche fare una scelta completamente differente, andandone a comprare altro. Sicuramente il nostro paese però deve avere un sistema reciproco per cui se io compro della produzione estera deve avere quantomeno dal punto di vista salutistico le stesse condizioni che abbiamo nel nostro paese. Dal punto di vista salutistico, ma io aggiungo, se un panificio, insomma chi poi lavora il grano, quindi la farina eccetera, sta utilizzando del grano che è venuto dall'estero, che lo ha pagato anche di meno, allora a quel punto lo specifico è abbasso il prezzo del pane e quindi le persone possono scegliere. La stessa cosa per i pastifici. Per i pastifici, certo. Stessa cosa per il consumatore non può comprare allo stesso prezzo prodotti che sono stati lavorati con grano siciliano, italiano e con grano che viene dall'estero. Ci vuole una contropartita. Posto il fatto che stiamo dicendo che quello che viene dall'estero non è commestibile ovviamente, perché ci sono i controlli, lo stiamo dicendo qui, quindi almeno questa differenza, saperlo e il prezzo adeguato. Che proprio di questi giorni un grosso pastificio italiano è sotto inchiesta proprio per avere dichiarato che il grano fosse italiano quando poi in effetti non lo era. Ma è facile capirlo? Cioè, come si fa? Nel momento che il prodotto è finito non è facile. Cioè, si deve vedere tutta la filiera. Bisogna fare solo i controlli per verificare la tracciabilità del grano e quindi della farina. Guardi, oggi penso che comunque con le nuove tecnologie riuscire a risalire alla provenienza non è particolarmente difficile. Sul vino vi posso dire che ovviamente con i vari controlli sugli isotopi del carbonio oggi si può sapere esattamente da quale zona della Sicilia proviene quell'uva, quel vino prodotto in quella cosa. Immagino nella stessa maniera si potrà fare con tutti i prodotti ovviamente agroalimentari. Grazie dottor Ferreri, io darei l'ultima parola a dottor Ferlito. In chiusura cosa possiamo dire per tranquillizzare, per ammonire, per rincuorare, non so, qualcosa che rivolgendoci ai nostri telespettatori? Noi siamo sempre in attività per svolgere i controlli che facciamo di routine. E però è chiaro che ci dobbiamo adeguare a quelle che sono le normative sia italiane che comunitarie. Comunque vorrei rassicurare tutti perché i controlli ci sono diversi organismi, li ha citati anche il presidente Ferreri, che io mi ero dimenticato, c'erano i carabinieri del reparto agroalimentare, dico ci siamo. Quindi le forze in campo sono sufficienti, lei dice? Le forze in campo non siamo tantissimi, però ci siamo, i controlli vengono svolti. Io direi che è il consumatore che spesso è diventato molto più sensibile rispetto al passato e quindi deve chiedere l'origine dei prodotti, che spesso fanno finta di omettere, di dimenticarsi. Il consumatore ormai è smaliziato da questo punto di vista. Ed ha un potere. Ha un potere. E ha un potere enorme, ha un potere quello di determinare il prezzo del prodotto, quindi la parola passa veramente al consumatore finale. Grazie allora a Luca Ferlito, responsabile, abbiamo detto, del nucleo operativo regionale agroalimentare. Grazie anche a Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia, neo confermato alla guida di questa importante associazione. Bontà dei suoi soci. Bene, grazie. Grazie mille. Grazie a tutti e grazie anche a chi ci ha seguito da casa. Alla prossima.